Ecco. No, ma non che vengo perché oltretutto vado a Milano. Cioè, Quindi non è presente. E sinceramente, per te assolutamente, se serve faccio anche una lettera. Sinceramente lo ritengo anche, come si dice, pericoloso per la trattativa. Perché se poi dice che buttiamo in politica, dopo si fa ragione passando dal attenzione a sto... No, abbiamo una cortesia da chiedere, sì, diciamo. Nel senso che siccome l'avvertenza è pesante, la stiamo portando avanti tutti assieme, noi vorremmo in questa trattativa mettere un lavoratore contro l'altro, parlando so. di bianchi, neri, No, sud no, e nord. io infatti ho detto questi va garantito. No, aspetti, i lavoratori sono tutti uguali, certo. devono essere tutelati tutti. Noi in questo momento i lavoratori pensiamo che devono rimanere tutti in fabbrica. In questo momento dall'accordo del 2008 sono usciti indistintamente lavoratori di qualsiasi provenienza e noi pensiamo che come dobbiamo essere tutelati noi, devono essere tutelati tutti i lavoratori che fanno il nostro stesso mestiere, perché all'interno di una fabbrica siamo esattamente tutti uguali e i problemi sono uguali per tutti. Il passaggio ho detto, li abbiamo fatti venire qua, adesso non è che non possiamo gagliantirgli la dignità, cioè assolutamente, cioè, prima il Veneto vuol dire quelli che sono qua, punto. Me l'ho detto al microfono e forse vi è sfuggito. Essere un po' più espliciti, un po' più chiari. Sono stati a far venire qua e oggi non è che c'è... Da come è stata recepita di qua sembra che siccome adesso siamo in crisi allora magari c'è da fare la distinzione tra i bianchi e gli altri. Sono i giornalisti, cosa hai capito? Per noi sono tutti uguali e vanno difesi anche le puntualizzazioni. Noi avevamo vissuto in questo modo. Io ho detto... Quando c'era modo di decidere li abbiamo fatti venire, oggi non è che li possiamo scaricare perché non ci servono più. Perfetto. Tanto è vero che nell'ottica di prima il Veneto, se voi andate a leggere le mie dichiarazioni, dico sempre, prima i veneti e quelli che si sono integrati. Ovvio che se domani mattina arriva uno non può mettersi in fila, cioè se mette... No, è dal 2005 che non si assume più. Oltretutto, purtroppo. No, ma tranquilli, cioè, i lavoratori sono tutti uguali. Uguali per noi. Ma a parte il fatto che sarebbe inammissibile un piano di dismissione in base alle città di provenienza, cioè scherziamo. Va bene, grazie. Sì, cercate, se avete bisogno mi conta te, insomma, senza problemi. Va bene, invitiamo anche tutti i cittadini che ci sono qua. Voi altri fate la vostra roba. A me basta che sia chiara la mia non partecipazione, anche se fosse chiara non ci verrei. Semplicemente noi siamo al tavolo, non voglio che dopo mi butta in politica e dice che vengono altri. No, il tavolo è sindacale, deve rimanere tale. No, il tavolo nazionale c'è. Sì, però dico, in questo momento la trattativa è su un tavolo sindacale, deve rimanere tale. È chiaro che ogni nostra mobilitazione deve essere sostenuta dai cittadini e dalla politica, però il tavolo in questo momento, però giusto che ci capiamo perché sennò... No, scusa, capimmo se bene. Sì. Io sono uno degli interlocutori in questa trattativa a livello nazionale. Se l'imprenditore si sente e mi dice tu non sei arbitro perché vai alle manifestazioni, comincia a buttare tutto in politica. Solo perché, ve lo dico a tutela vostra, perché fidatevi che è così, perché io non vado a trattare con uno che va a manifestare con quelli che io dovrei licenziare. Gli imprenditori ragionano così. A volte serve anche schierarsi. No, guarda che schierarsi è un'altra. Schierarsi con i lavoratori secondo noi è importante. Ma io ho bisogno, ma noi siamo già schierati i lavoratori, toglietelo dalla testa questo. Il problema mio è che noi dobbiamo andare a trattare poi con loro. Non so se avete chiaro il passaggio. Se lei vuole una scusa, mettiamola più bella. Se vuole una scusa per dire che non siamo attendibili come interlocutori, dice perché andate con i lavoratori. Ma è già accaduto e fidatevi. Va bene. Grazie. Se avete bisogno, grazie. ciao. Arrivederci.